verso i 130 e oltre. La mia tappa è durata dal 1998 al 2005, cioè 7 anni invece che 6 come di consueto. È stata una tappa molto importante, soprattutto per la mia vita personale e credo anche associativa, perché abbiamo elaborato e sviluppato e soprattutto consolidato una mentalità unitaria tra i giovani, gli adulti e la CR, una prassi unitaria. Abbiamo partecipato in modo molto impegnativo e anche significativo all'aggiornamento dello statuto a livello nazionale nel 2003. Poi abbiamo elaborato l'atto normativo diocesano nel 2004 e sempre nel 2004 abbiamo completato i lavori di ristrutturazione a Cimacesta, anche con il completo sostegno economico di tutte le spese. Ne ricordo una proprio all'inizio del mandato. Io ho ricevuto l'avviso della nomina a presidente diocesano dall'allora assistente Don Mario Battistella un giovedì sera, il 7 maggio 1998, e il sabato 9 maggio io ero a scuola impegnata in una escursione lungo le rive del Piave, qui a Bigolino. Quando verso mezzogiorno sono rientrata a scuola ho ricevuto la telefonata di Valerio che mi chiedeva di tornare a casa presto perché c'era il vescovo che mi aspettava. Monsignor Magarotto era partito da Vittorio Veneto, era andato in parrocchia a chiedere al mio parroco, Don Abramo Michelin, dove abitassi, poi si è presentato al cancello, ha suonato e ha chiesto di me. Mia suocera ha aperto, non l'aveva neanche riconosciuto e poi mi ha aspettato finché sono arrivata vestita da escursione, scarponi e molto semplicemente mi ha detto: sono venuto a ringraziarla perché ha accettato questo incarico. Io direi innanzitutto di continuare la rotta. Ecco, le missioni spaziali devono continuare e quindi che l'Azione Cattolica continui con la sua presenza, con il suo radicamento nel territorio, nelle nostre comunità. E direi che l'Azione Cattolica continui ad essere o diventi sempre più quell'esperienza di piccola chiesa che fa amare la grande chiesa, come diceva Carlo Carretto. E sempre per citare un altro grande testimone di AC, Vittorio Bachelet, che l'Azione Cattolica continui ad insegnare ad amare Dio e amare gli uomini.